io vedo margini di miglioramenti come collettivo e come anche aspetti tecnici dei singoli che ancora ci sono, cioè questa squadra non è sulle corde, questa narrazione che dobbiamo perdere tutte le partite adesso, ci recuperano. È un marker pazzesco. Rumori incredibili. Rumori. Amici belli, è mattino presto per voi, per me è sempre notte. Siamo arrivati agli attaccanti, quindi parole al miele. Antonio S, prima di tutto benvenuto sul canale, lasciate molti like per gli attaccanti perché stiamo facendo delle cose bellissime. Osimhen, capocannoniere, Kvara, tutte le varie riserve che vanno benissimo, quindi ci divertiamo. Voi però tenete d'occhio il canale, perché se non vi siete iscritti al canale Telegram, che siete padronissimi di non iscrivervi, però dovete tenere d'occhio almeno il canale YouTube, dove io sto facendo molti short per i mondiali, perché alcune partite meritano un approfondimento. Probabilmente la partita oggi di Zielinski contro Lozano meriterebbe un approfondimento e vediamo se lo facciamo uscire. Però voi dovete tenere d'occhio anche gli short, che non sempre vi arrivano le notifiche, perché capita, e quindi godetevi gli attaccanti e poi ci vediamo a fine video per una chiosa. Ecco. Passiamo agli attaccanti. Il primo che ci propone l'app è Victor Osimhen. Materazzi non avevi, anche se è un altro ruolo, e allora tu ti aiuti come può, come Chiellini, come è normale. Chi gioca benissimo a pallone è più interessato a fare il gran gol, l'assist, il tacco, il cross, cioè è normale. Dicevi, scusa? Osimhen. Senti, all'inizio del campionato è sembrato di nuovo dispersivo, a volte nervoso, a volte giocava, non che giocava da solo, però non era coordinato come movimenti con i compagni, spesso partiva tantissime volte in anticipo in fuori gioco. Poi sulle qualità fisiche, ira di Dio che non lo mantieni mai pure all'inizio del campionato. Dopo l'infortunio, e tu sottolineasti come poteva essere un elemento importante nella sua vita privata, e lo è sicuramente la paternità, ma che poteva diventare un elemento importante nella sua vita professionale, speriamo di sì. Dopo l'infortunio è tornato con una consapevolezza diversa. Ha incominciato, sembrato limare determinati difetti, sbavature, ma il suo processo di, diciamo, è ancora in corso. C'è un ragazzo che ha molti margini di miglioramento da tutti i punti di vista, e sono successe due cose molto importanti. La prima, ha cominciato a segnare gol nelle partite di cartello dove lui mancava, vedi la Roma eccetera, e la seconda, non c'è cosa peggiore nello sport, non tanto nel fatto quando una squadra ha la stessa reazione a un giocatore, una componente, insomma, con la sconfitta, con la vittoria, una cosa che disse mi sembra Lippi ai suoi con l'Inter, ed era, infatti poi fu sono. Ma la cosa peggiore è questa, è quando la paura di perdere è più forte della voglia di vincere. E Osimhen è uno che ha solo voglia di vincere, c'ha una tremenda voglia di vincere, cioè, trasmette a noi in televisione, a noi allo stadio e ai suoi compagni, e lui è tornato con una voglia di vincere. Cioè noi, dopo che sei passato in svantaggio, vabbè, c'è stato, tu l'hai vista come io, come abbiamo visto la partita, nessuna paura da parte nostra che quella partita non solo non pareggiato. E quando lui prende il pallone c'ha una voglia di vincere, non c'ha paura di perdere, e io spero che lui trasmetta questa componente fondamentale nello sport, che non è automatica, non è scontata, potresti non avere mai, attenzione, è una qualità che mi piace molto nel ragazzo, che è fondamentale trasmettere, e quelle parole di Elmas le possiamo anche legare, no? Tu non hai la contaminazione del famoso trauma dei 91 punti. Allora è tutto inutile, tanto non vinciamo manco quest'anno perché stanno dando i rigorini, perché l'ultima giornata è stata abbastanza scandalosa, ma il problema è che non è l'ultima giornata, ricordiamoci già Lecce Inter. No, ne parleremo, non è finito questo discorso qua. Però per dire, da un punto di vista tecnico e tattico, il ragazzo ha margini di miglioramento, non ha una percentuale realizzativa, lui è uno che li sbaglia, eccetera. Però prima sta migliorando, e secondo, ragazzi, ricordatevi queste parole del video oggi, è gravissimo quando succede nello sport, in tantissimi sport. Anni dopo leggete interviste lì, quando la paura di perdere ti attanaglia ed è più forte della voglia di vincere, so cavoli, e lui ha solo voglia di vincere, ragazzi, teniamocelo stretto, anche perché quanto rimarrà, speriamo fino a fine stagione, ma io la prossima stagione la vedo molto in bilico,
discorso di mercato che affronteremo più in là. Lo Sì, faccio sì, dire sì. a lui. Khvicha Kvaratskhelia. La sua ira di Dio in campo è meravigliosa, come la gioia che ci ha dato pronunciato nei modi più fantasiosi e sbagliati possibili il suo nome. Consentitemi un po' di ironia. L'impatto che è stato su questo campionato è stato devastante, gioioso, è uno che va fino in fondo. Non parliamo su Insigne, hanno diverso, sì, diciamo, la posizione in campo, la stessa ruolo, hanno un diverso modo di interpretare il ruolo. Bene, altro ragazzo che tra l'altro, ricordiamoci, non è giovanissimo, è di più, quindi anche lì parliamo di margini di miglioramento. Scusate, dovevo dirvi, no, se no poi sembra che ho preferenze per Una munizione sia in Champions, una munizione in campionato. 958 minuti per Osimhen, 9 gol e una munizione in UEFA Champions League, no, diciamo di tutto, 176, un gol e una munizione per quella famosa maglietta tolta, mannaggia a lui. Invece il nostro K77, 923 minuti, 6 gol, 0 ammonizioni, e in UEFA Champions League 377, 2 gol, 0 ammonizioni. E lo picchiano costantemente, quindi non reagisce, non fa falli di reazione. Quello sottolineare in una diretta con te che lui non reagì mentre Mario Rui, è un aspetto molto importante. Poi nella vita capita a tutti, è capitato a Marek Hamsik un'espulsione, è capitato tranne a Raul, ma mai espulso in vita. Però caratterialmente mi sta piacendo molto, il ragazzo in campo è stato un'ira di Dio e può migliorare ancora molto se ben guidato da Spalletti, cioè deve essere bravo come ultimamente è stato, cioè da spronarlo per certe scelte e da lasciarlo a brilla sciolta per altre soluzioni, cioè non castrarlo, però disciplinarlo su certe cose, perché poi il campionato italiano è molto tattico, però mai che diventa poi una situazione sacchiana, no? Che poi lui privava di quell'esto, di quella fantasia, di quella anche imprevedibilità che invece deve essere tipica di certi calciatori. Alessio Zerbin. Pochi minuti. 70 minuti, una ammonizione, e 65 minuti in UEFA Champions League, 37, 18 e 10, 0 ammonizioni. Parte insomma con l'inizio horror con il Milan. Il ragazzo ci è sembrato molto voglioso, anche con una discreta personalità. Pare che ci si può investire, e questo è di nuovo il bivio, no? Sarebbe più utile darlo a una squadra dove però è titolare, anche che lotta per zone diciamo nobili, diciamo, per non retrocedere, perché ha bisogno a quell'età di giocare molto, di fare degli errori, capire anche a livello proprio, come dicevo, l'esempio che facevo di Maldini, no? Come ci si rapporta a determinati giocatori che hanno più esperienza di te, più chili di te, più furbizia di te. Però sono molto pochi minuti, però sono stati dei pochi minuti incisivi, sia in qualche sbavatura sia nella voglia garibaldina poi di andare all'attacco, no? Quella quasi traversa. Il ragazzo sembra promettente, però a pochi minuti, cioè è un ruolo un po' diverso. Ostirgal sappiamo che in caso di bisogno lui è anche un titolare, no? Certo. Diciamo, lui non lo vedi partire titolare adesso ancora. Chiarissimo. E passiamo a questo dualismo oramai famosissimo che è Politano e poi Lozano, che ha portato solo benefici. Allora, li citiamo tutti e due. Lozano, sì. Pensa un po', Valerio, 777, 777 minuti, 3 gol, una ammonizione, mentre in UEFA Champions League 257, un gol, 0 ammonizioni. Invece il nostro Politano i minuti sono 650, 3 gol, una ammonizione, su cui ci sarebbe da parlarne. 301 minuti, un gol e purtroppo ben 2 ammonizioni in UEFA Champions League. Era uno di quelli diffidati, perché a terza ammonizione scatta la pausa, la sospensione per una partita. Un dualismo che ha portato alla fine tutti i due giocatori, perché vediamo il progresso, no? L'andamento a essere molto in palla. Li facciamo in parallelo così, perché poi è sembrato partire molto meglio, cresciuto molto meglio quest'anno rispetto agli anni passati nella fase difensiva. Politano ha stentato un po' a trovare quella gamba, quel passo, quell'incisività in attacco, dove invece avveniva il contrario, però ben mentalizzato. Discorso inverso, Lozano
sembrava coprire meglio all'inizio, non dava l'impressione di essere strabordante, un po' falloso nel senso che non che faceva i falli, stop un po' impreciso, passaggio un po' impreciso e il dribbling non ti è riuscito a inizio stagione, ma è andato in progressione e l'abbiamo ritrovato quello che ci piace, che salta l'uomo, che non riesce a fermarlo manco nei falli. È migliorato rispetto a proprio il primissimo Lozano nella fase difensiva, dove è migliorato molto Politano, molto bravo in certe coperture, nei raddoppi. Entrambi ci danno l'impressione che possono dare qualcosa di più, perché ce l'hanno nei piedi, ce l'hanno nella testa, ce l'hanno nell'intelligenza. Spero che vivano questa loro situazione nel modo più giusto possibile, perché noi abbiamo visto che è una situazione strabordante, cioè tu puoi mettere un Politano o Lozano viceversa negli ultimi 35 minuti dove ti va a 1000 e come lo tieni, perché se parti mentalizzato con quella mentalità, no, avendo quelle qualità calcistiche, ovviamente chiaro che anche le altre squadre hanno 5 cambi, ma nei 5 cambi tu hai la possibilità di avere quelle 2 o 3 pedine d'attacco che sono fortemente qualitative e incisive. Se loro vivono bene, li abbiamo fatto in parallelo, questa alternanza, non è dualismo, appunto non il dualismo bocciato, vedi in questa, ma questa possibilità, diventano entrambi delle armi potentissime nelle mani di Spalletti e della squadra, perché tu entri freschissimo e tu hai visto con l'Udinese a nostro sfavore, in 1 minuto e mezzo ci hanno fatto un gol, hai detto ragazzi questi 2 giocatori sono molto importanti, sono in progressione, più Lozano in progressione, perché Matteo Politano è partito bene, ha dovuto solo recuperare un po' in passo in attacco, cioè all'inizio del campionato è sembrato molto più attento nella fase difensiva, però molto bene entrambi. Bene, ma possono migliorare. E passiamo a 2 nuovissimi acquisti arrivati in extremis. Il primo è Giacomo Raspadori. Allora, 541 i minuti in campionato, un gol e una ammonizione, ben 230 ti fa capire perché c'era l'infortunio di Osimhen, però la fiducia che Spalletti sta ponendo in alcuni uomini. 4 gol e una ammonizione in UEFA Champions League. Simeone, diciamo così, in blocchi minuti sono 184, pochissimi in campionato, 2 gol e una ammonizione, gol pesantissimi, e 267 in UEFA Champions League, 4 gol e 0 ammonizioni. Che dire a questi 2 ragazzi? Raspadori molto migliorabile, il ragazzo si vede che ha talento e qualità, mi è sembrato addirittura più incisivo in nazionale, dove comunque gioca ogni tanto, che in campionato, perché il campionato a volte ha sofferto la posizione, ha sofferto lì, si è mangiato più di un gol, però non ha paura anche lui. È molto importante che lui non senta la paura, la pressione del San Paolo, che è uno stadio difficilissimo anche per i propri beniamini. Il ragazzo è un guagliuncello. Bisogna vedere adesso con Osimhen come riusciamo a fare entrare nei meccanismi, nelle rotazioni questi 2 ragazzi, perché non possono giocare pochi minuti. Poi è più facile perdere non solo il ritmo, proprio le distanze dal campo, dalla porta. Simeone, a parte una volta che non ha chiuso una partita, doveva fare il terzo gol, cioè, ragazzi, possiamo che dire bene per la concentrazione, l'entusiasmo, la qualità con cui è entrato sempre nelle partite, anche a volte nel recuperare un fallo, una palla a centrocampo, fatto non pochissimi, per quei pochi minuti, quei gol non sono pochi, scusate. Pure lui è un po' più grande, cioè un giocatore già più esperto rispetto a Raspadori, quindi si tratta di migliorare alcune cose. A quell'età ormai puoi migliorare poco, però puoi migliorare ancora e poi saperti gestire proprio a livello mentale. 27 anni Simeone e 22 per Raspadori. Io non so chi diceva 28, mi è rimasto 28, invece Simeone 27, quindi sono io che non sono andato a controllare, chiedo venia, mi sono fidato, invece non li ho ancora fatti 28. Niente, devo andare sempre a controllare io, appena mi sono fidato. Almeno su questo mi fido dell'app, sul minutaggio un poco meno. Mi piace come questi 2 ragazzi sono entrati nello spirito napoletano, ma non per il fatto di argentino, ma proprio per chiaramente poi non è che poi è un difetto essere argentino, però
per quel sorriso che ha sempre mostrato nelle dichiarazioni prima, durante, dopo le partite. Come fai a non voler bene a Simeone? No, mi sono piaciuti soprattutto perché, ripeto, l'ho detto per quasi tutti i giocatori, credo, ma non perché mi sono imbecillito, ma perché quella è la speranza bella che abbiamo. Io vedo margini di miglioramenti come collettivo e come anche aspetti tecnici dei singoli che ancora ci sono, cioè questa squadra non è sulle corde. Questa narrazione che dobbiamo perdere tutte le partite adesso, ci recupero. Non cadiamo in questa trappola. Ricordate la mia clip di Artù, non cadiamo in questa cosa. Non dobbiamo vincere storicamente lo scudetto, come budget, come scudetto. Anche vedete come potere mediatico lo scudetto. Non abbiamo nessuno obbligo contrattuale. Però io devo capire qual è la ragione tecnica, tattica, cosa che devono fare tutti schifo questi giocatori quando c'è anche un'altra parte. Cioè la parte fa schifo. Poi c'è un'altra parte, rimangono così, che già va bene, un'altra parte possono migliorare. No, devono fare schifo. Perché? La mia unica preoccupazione, lo so che tu ce l'hai questa domanda a te, e sono gli eventuali infortuni durante questa sosta e nei mondiali, ma non litigi, cioè partire da primi in classifica più 8, aver fatto parte la sconfitta con Liverpool non ti è costato il primo posto e quindi comunque sai che ti vai a giocare un ottavo di finale leggermente sfavorito da parte mia, comunque più o meno alla pari, no? Non vai a giocare con Real Madrid, 14 Champions League a 0, qualcosa vorrà dire, no? Ma perché questi giocatori devono essere finiti, impauriti, in declino? Non possono invece avere quell'entusiasmo di dire ragazzi fino adesso abbiamo fatto bene, ma eravamo in quarta, adesso mettiamo la quinta. Non c'è questa possibilità, non è la possibilità, Valerio, attenzione, ma perché ci deve essere la prima possibilità nella nostra, che deve andare tutto male? E praticamente mi stai citando Spalletti, il mettere sempre quel qualcosina in più nella partita successiva, perché ogni squadra farà questo per essere la prima che ti ha fermato. E quindi arrivando a Spalletti, un giudizio per Spalletti per chiudere questo video. Quando l'ha detto, e tu sai che io l'avevo detto come impostazione filosofica prima, perché Spalletti quest'anno. Insomma amici, questa è la chiosa, l'ho tenuta perché poi si dovrebbe parlare anche di Spalletti, ma la chiacchierata è stata molto più lunga. Voi datemi il tempo insomma di fare, tra un po' è anche il mio compleanno, insomma voi fate le cose che io ci bevo su, perché è acqua, poi apriamo una bottiglia più in là. Ma voi state tuned, lasciate i like e il Napoli torna presto, ve lo prometto. Nel frattempo guardiamoci, alcuni che non se lo guardano il mondiale, a me però mi piace, sto guardando dei giocatori magari Chillo al posto di Lorenzo, no al posto, insomma come vice di Lorenzo, guardando alcuni giocatori, non lo so, a chi piace e a chi non piace, lo diceva Totò e lo diciamo anche noi. Da New York, Valerio Fluido è tutto, state tuned perché escono altri contenuti, quindi iscrivetevi al canale e fate tutte le cose belline, non siate fragili mentalmente. Ciao, sono Saveria Solida. Se arriviamo a 15.000 iscritti su YouTube è una cosa di cortesia, ma secondo me dovreste seguirlo anche su Instagram, @ValerioFluido. Fa tutte queste cose, credi? Sei iscritto pure a TikTok? Niente più, dai, basta, sei cringe. Quante cose.